Allora, la possibilità di creare quindi una legislazione, di acquisire dall'Europa questo spazio autonomo, scavalcando Roma, che è il grandissimo problema, senza che Roma ci metta i bastoni tra le ruote, Ma noi siamo secondo lei? ottimisti, noi speriamo sempre che la grande Perché capitale dia una adesso- mano a noi poveretti della periferia. Però, siccome fino ad oggi questo aiuto non è arrivato, e basta vedere la disperazione anche dei dipendenti del comune di Venezia, cioè noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo anche cercare delle strade alternative. E siccome io ho passato 30 anni della mia vita a cercare sempre delle strade alternative, perché tantissime cose potevano essere fatte a livello nazionale e non sono mai state fatte, cito solamente l'aeroporto. L'aeroporto di Venezia è diventato quello che è diventato grazie mica all'Italia, mica ai nostri amici, è diventato grazie alle compagnie estere, grazie a Bonn, oggi Berlino, Parigi, Londra, che hanno voluto portare i loro turisti e quindi fare delle linee aeree, perché se c'è gente, poi hai le linee aeree, poi hai i trasporti, poi aumenta l'efficienza di tutto, ma se la gente va via e ci lasciano, ci hanno desertificato la città questi decenni. Allora quello che noi diciamo anche alla gente che ci guarda, guardate, per una volta facciamo la prova, proviamo a cambiare, poi vorrà dire che abbiamo detto solo delle balle, verremo castigati di conseguenza, ma facciamo la prova perché non è possibile. Io stesso potevo anche evitare di presentarmi alle elezioni, ma l'ho fatto per uno scatto d'orgoglio, di amore per la mia città, perché io quello che facevo mi faceva star meglio di quello che sto facendo adesso, di quello che potrei fare da sindaco un domani. Ma non è che è una città difficile da governare, anche perché ci sono tante teste che pensano una in modo egoistico nel proprio versante e non c'è un sentire comune. Una delle liste che ci supporta, allora io ho detto che abbiamo la nostra lista di coesione popolare, poi abbiamo la lista, c'è la Lega, che è l'unico partito, ma che non è stato coinvolto assolutamente, è stato sempre all'opposizione a Venezia negli scandali del Mose, questo ci tengo a dirlo, e che ha voluto sostenere noi che non siamo del partito, questo è un fatto molto significativo per un partito, che hanno voluto investire su dei cittadini che si sono messi un po' così per senso civico nella loro città, in questa grande agone, e poi abbiamo proprio Mestre Venezia, due grandi città, dove abbiamo questa lista che vorrebbe la creazione di due comuni autonomi. Noi diciamo lasciamo libertà di scelta, però diciamo noi il referendum vogliamo che ci sia. Proprio per la ragione che diceva lei, perché le due città, perché noi abbiamo in realtà più di una città, abbiamo il Lido, Pellestrina sono un altro mondo, Venezia è un mondo a sé. Ci sono le isole minori, poverini, che sono abbandonati da tutti, che neanche più i mezzi di trasporto li raggiungono a una certa ora di notte. No? Poi abbiamo Marghera, abbiamo Favaro, Chirignago, Mestre che divisa, cioè abbiamo delle realtà difficili da governare, non hanno dei bilanci di competenza veri, no? È tutto il missiotto, si dice in veneziano, no? Butta tutto dentro e dopo si vedrà quel che viene fuori. No, invece noi vogliamo che ci sia una responsabilità di chi amministra e quindi noi vogliamo il referendum per due ragioni. Uno, per democrazia, perché 9.000 persone l'hanno chiesto ed è stabilito dalla Costituzione, dobbiamo permettere alla gente di esprimersi. Secondo, perché secondo noi, se poi la gente dirà vogliamo più comuni, ma guardate che io ho lavorato per tanti anni a Bruxelles, sono 1.200.000 abitanti, hanno 19 comuni, ma non è mica che la città c'è il passaporto per andare da un comune all'altro, insomma, stanno vivendo bene, hanno i loro amministratori, hanno bilanci divisi ognuno per comune. Ecco, ma da noi stiamo parlando, e qui abbiamo Lanci che spesso interviene, di unione di comuni, di cercare di creare queste città metropolitane in senso tecnico, quindi non che sostituiscono le province, perché lì alla fine è un giochino politico strategico, ma veramente di unire, di compattare, perché l'Europa ce lo richiede. No, non è l'Europa che ce lo richiede. Infatti io glielo chiedo, no, non facciamo confusione, l'Europa non ci chiede questo. No, ma io glielo dico apposta perché lei sa quello che l'Europa ci chiede. L'Europa ci chiede di risparmiare, di buttare giù le tasse, di non spendere soldi nel settore pubblico per dare un futuro ai nostri figli, perché più debiti abbiamo, più roviniamo il futuro ai nostri figli. Questo è quello che ci chiede l'Europa. Poi che noi lo facciamo è un altro conto. I mezzi per arrivare a fare questo possono essere tanti. Non è che per forza la fusione di enti e la fusione di Camere di Commercio, di comuni, eccetera. Abbiamo fatto degli studi, ma i risparmi sono praticamente vicini allo zero. Certo, la razionalizzazione va bene. Noi abbiamo per esempio un'occasione d'oro
la città metropolitana. Io, guarda, l'ho vista sempre con sospetto, perché è nata ancora l'idea più di 10 anni fa, e dicevo, ma cosa c'è bisogno di un altro ente? Stiamo buttando già via talmente soldi nella pubblica amministrazione, un altro ente ancora, basta! Però alla fine si è voluto fare la città metropolitana dicendo chiudiamo le province. Le province, si sa tutti, alla fine il risparmio saranno 200 milioni di euro, perché già le province costavano poco. Attaccano le province che costano l'1,6% della spesa totale, attaccano le camere di commercio che costano lo 0,20, 0,19 della spesa pubblica totale, non attaccano mai i ministeri. Dicono chiudiamo le regioni e le province perché c'è stato magari qualcuno che ha imbrogliato. E allora se io guardo al Ministero delle Infrastrutture gli ultimi scandali, dovremmo chiudere i ministeri perché qualcuno ha imbrogliato. Cioè tutta una roba fatta così, raffazzonata, non c'è una vera regia, gli enti che si mettono uno contro l'altro armati. E allora cogliamo l'occasione della città metropolitana. Noi la cogliamo, abbiamo partecipato a degli incontri con Camera di Commercio e le associazioni di categoria, siamo convinti che abbiano delle ottime idee da portare avanti, hanno anche studi veri a supporto. Noi ci dimentichiamo molte volte che abbiamo dei soggetti competenti sul territorio, associazioni, camere di commercio, altri soggetti anche nel settore pubblico. Ecco, io per esempio, non lo dicono gli altri candidati, ma lo dico io con chiarezza, comma 22 di questa pletora di commi che ci sono nella legge del Rio per fare la città metropolitana, e lì io non voglio che ci sia il sindaco de iure, cioè per legge il sindaco metropolitano non può essere per legge quello di Venezia, ci deve essere un'elezione democratica. Bene, nell'ambito di questo comma è scritto che in quel momento che si richiede questo bisogna proporre una suddivisione amministrativa del comune capoluogo, che è quello che poi vogliono coloro che chiedono la creazione di più entità amministrative. Queste entità amministrative non costeranno di più, costeranno meno. Perché? Nel sito, sempre per andare nel dettaglio, perché sennò la gente dopo non capisce, nel sito di Mestre Venezia, due grandi città, c'è, ma è stato caricato anche nei siti di alcune associazioni di categoria, uno studio che facemmo alcuni mesi fa, da dove si vede che il risparmio può andare dai 50 ai 100 milioni di euro. Ma perché? Perché con progressione tu puoi, nell'ambito di questo grande comune, ridurre le municipalità, che costano un sacco di soldi. Riduci il numero dei consiglieri. Esempi di municipalità, in modo che i cittadini ci capiscano quali Le municipalità sono quella di Venezia Centro, quella di Favaro, quella di Marghera, sono varie entità, no, che ci sono per portare democrazia, che poi alla fine vediamo che la democrazia non arriva. Infatti noi vogliamo fare per democrazia, ascoltare costantemente le associazioni, perché moltissimi dicono che non sono mai... Le decisioni arrivano sempre dall'alto, il Mose, il tram, le grandi navi, sempre dall'alto arrivano le decisioni. Noi vogliamo sentire la gente anche sul problema dell'immigrazione, quindi in realtà la suddivisione amministrativa non è vero che costa di più, porterà dei risparmi. Il problema qual è? Che da Roma continuano a cercare di fare accentramento, di tagliarci tutto quello che noi produciamo, e con questa scusa ci mettono uno contro l'altro, il famoso divide et impera, perché se voi vi ricordate, i primi enti ad essere attaccati, che poveretti valgono lo 0,1 della spesa pubblica, furono le comunità montane. Per colpa di 2 o 3 comunità montane della Puglia, tutti hanno dovuto pagare le conseguenze. Non anche quelle veramente montane. Ma sì, che non ma erano non in va riva bene. al mare. Se vogliamo bene al Paese, non dobbiamo distruggere gli enti locali. Non dobbiamo avere un Presidente del Consiglio che vuole tagliare in giro senza rendersi conto, perché secondo me manco si rende conto Renzi, io lo avevo detto qui in un'altra trasmissione che ci portava alla povertà, si sta realizzando perfettamente questo, tagliare, 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 soprattutto a livello locale, quando sappiamo che le spending review, cioè i tagli, colpiscono solo i livelli locali e non quelli centrali. Ma cosa vuol dire? Ridurre i servizi sanitari? Ridurre i servizi sociali? A Venezia vedo che tutti protestano perché vogliono mettere in svendita la città, perché non hanno più i soldi per far nulla. Quindi, per esempio, c'è un bellissimo posto di incontro, un campo per attività sportive, ludiche a Murano, lo vogliono vendere per far cose, magari case, ma abbiamo l'edilizia che non c'è più spazio, lo stadio di Mestre, oggi parleranno i difensori dello stadio di Mestre, stadio Baracca, certo, sì. Lo vogliono svendere anche quello, ma non si può andare avanti così. Cioè, queste politiche accentratrici ci stanno distruggendo. La colpa principale è a livello dei politici incompetenti a livello nazionale che si fanno consigliare male dai burocrati dei ministeri,
che sono il vero male del nostro sistema, del nostro paese, e noi dobbiamo reagire a questo, però dobbiamo avere la competenza, perché se no, se non conosciamo le leggi, non ce la facciamo. E come l'errore nell'amministrazione passata, l'errore più grande che voi avete riscontrato nell'analisi che avete svolto, qual è stato? E quindi o ci sono stati diversi elementi che hanno messo... L'errore più grande è stato quello, prima di tutto, di non voler assomigliare alle altre pubbliche amministrazioni virtuose del Veneto. Venezia è veramente un mondo a sé stante, numero eccessivo di dipendenti pubblici. Noi Quindi ne abbiamo un apparato troppo pesante. Un apparato troppo pesante. Quando gli apparati diventano troppo pesanti, alla fine, per assurdo, danno sempre meno servizi al cittadino, no? Perché la gente alla fine crea complicazioni, crea moduli, crea formulari. Deve giustificare il proprio lavoro, sostanzialmente. Esatto. Ora, quelle persone che lavoreranno, noi non vogliamo far nulla contro, perché sono lì e non è neanche colpa loro, no? Però c'è un costo medio troppo alto per colpa dei livelli molto alti, questo l'ho detto poco fa, e questo bisogna verificarlo. Lì, per esempio, si è sprecato. Si è sbagliato come cultura. Invece di favorire la piccola e la microimpresa, si sono dati vantaggi. Non sia stata fatta la riconversione delle grandi imprese, si disturba la loro attività delle piccole e medie imprese, ma poi le si disturba magari davanti a coloro che vendono in maniera illecita o che contraffanno i prodotti. Almeno un po' di pudore, se dovete fare la multa al negoziante che paga le tasse, andate a mandare via magari l'ambulante che sta vendendo senza avere il permesso, perché se no i nostri che pagano le tasse si arrabbiano, no? Quindi manca la giustizia, secondo me, che è un po' il problema di tutta Italia. Quando ti portano via un terzo delle tue tasse, ma è giustizia questa? Non esiste in un paese al mondo. È che noi siamo buoni, si vede, non ci sono i Robin Hood, siamo tutti tranquilli, ma un terzo delle tasse, la Baviera, la ricca Baviera, dà un 5-6% delle sue tasse come solidarietà. Noi 35, questo vuol dire uccidere noi e il resto del paese. Anche l'economia, sì. Perché distruggi le nostre imprese avranno sempre meno lavoratori, pagheranno sempre meno tasse, è un suicidio collettivo. Chi vuole bene all'Italia non può accettare queste cose. Ma allora la tassazione su Venezia, Mestre, uguale, differenziata a seconda, può essere rivista? Assolutamente. Allora, questo è un punto delicato perché riguarda un bilancio fallimentare. Esatto, infatti volevo toccare la decenni, no, della stessa amministrazione, dello stesso colore politico, portano sempre, indipendentemente da quel colore politico, tu hai bisogno di cambiare, hai bisogno che ci sia l'alternanza, perché sennò tutto si incorosta. Abbiamo un bilancio che ha almeno 57 milioni di buco, ma questo potrebbe essere anche 200 milioni, si stanno facendo ulteriori valutazioni, questo è quello per il momento accertato, no? Allora tu devi cercare delle risorse alternative. Ho detto poco fa dei tagli ai livelli più alti, ho detto poco fa delle risorse europee, ma questo ci vuole un po' di tempo, non lo puoi fare nell'arco di pochi giorni. Noi pensiamo che quel turismo di massa giornaliero che usa la città e non lascia nulla alla città deve essere regolamentato. Tu non puoi sfruttare e abusare della pazienza dei cittadini, in questo caso soprattutto dell'area lagunare. Non lasciarli vivere, fargli pagare più tasse. Abbiamo le tasse più alte di tutti i comuni del Veneto. Dobbiamo aiutare questi poveri cittadini, quindi regolamentare i flussi vuol dire indirizzarli anche nelle zone della città dove così rivitalizziamo zone della città, rivitalizzare i musei di Mestre, perché anche lì ci sono delle interessanti cose da vedere. Forse farli conoscere anche. Farli conoscere, promuoverli, perché anche Mestre ha delle cose interessanti, e poi devi far pagare qualcosa. Se noi facessimo pagare un euro... Qui è un altro argomento che è stato caldo, perché è stato toccato anche dal presidente, del governatore attuale Zaia, ha avuto i contrasti dell'opposizione. È un argomento difficile. Allora, affrontiamolo, diamolo poi il cappello a questo titolo qua, gli accessi alla città e l'aspetto turistico poi della città. Allora, la città ha pochi accessi, no? Anzi, dovrebbero essere aumentati. Proprio perché ha pochi accessi, anche tutto il problema dei venditori abusivi, se si volesse, potrebbe essere assolutamente sotto controllo. No, può essere governato, non lo si vuole governare. Su questo tema che riguarda anche la sicurezza, noi diciamo, senza scoprire l'acqua calda, impariamo dalle città venete dove i problemi li hanno risolti. E li hanno risolti soprattutto nelle città a conduzione Lega, che ricordo è una delle liste che ci sostiene, dove anche per esempio Padova c'è un aumento del gradimento nei confronti del sindaco attuale. C'era stato Verona che l'ha risolto, Treviso l'ha risolto. Esatto. Hanno risolto le città a conduzione Lega, bisogna ammetterlo, no? Anche se noi non siamo della Lega, però siamo felici del supporto e anche di alcune delle loro politiche che stiamo portando avanti.
L'altro aspetto però è che avendo pochi punti di entrata, tu al turista che arriva in giornata, andata-ritorno, tu puoi chiedere, diciamo, un obolo per la città. Ora il problema è identificarli, il problema è capire chi sono invece quelli che vanno a dormire, che hanno quindi diritto di poter, già pagano la tassa di soggiorno, già danno alla città quel qualcosa che le permette poi di avere un vantaggio dal turismo non solo concentrato in poche persone. Esatto, io la blocco perché non è anticostituzionale, e c'è una normativa anche internazionale. La libera circolazione delle persone tu non la puoi toccare, esatto, no? Non la libera circolazione, infatti non si può toccare, e neanche creare le città chiuse, perché questo è un altro aspetto. Assolutamente, che in Europa però non è... quello che è possibile, credo che qua sia ormai quadripartisan, perché mi pare che un po' tutti capiscano che alla fine è quella la strada. Alcune aree che sono quelle più sovraffollate, tu le puoi, diciamo, in qualche maniera rendere delle aree museali. Ovviamente sono prudente perché tutelo la cittadinanza che ha diritto di andare ovunque, tutelo i turisti che pagano, però non tutelo i turisti che vengono solo per consumare nel senso la città. Quindi l'ipotesi, per esempio, che la Piazza San Marco diventi una zona per accedere alla quale ci sia questo obolo da pagare, non è un'ipotesi peregrina, ovviamente solo per coloro che vengono in giornata e che non avranno, che so, il chip, non avranno e che dovranno comprare magari per €1 salvaguardando le famiglie numerose. Noi non vogliamo far pagare, è una politica per la famiglia, ci tengo molto a dirlo, una politica per la famiglia sia per i residenti che per coloro che vengono da fuori, come nei paesi civili, dove chi ha le famiglie numerose per i figli non deve pagare, paga per sé, per gli adulti. E quindi questo riguarderà anche la massa dei turisti che arrivano. I bambini, per favore, non si fanno pagare. Noi dobbiamo aiutare le famiglie numerose perché abbiamo bisogno di nuovi giovani. Venezia, Mestre, Marghera sono città vecchie, tutta l'Italia è vecchia di popolazione, dobbiamo permettere alle famiglie di avere sempre aiuti e questo fa parte del nostro programma nel sociale. Guai per esempio svendere i pezzi di Venezia dove ci sono, come dicevo poco fa, Murano, ma lo Stadio Baracca, tante altre realtà, dove ci sono modi di dare servizi ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, sport, attività ricreative che anche impediscono che i ragazzi vadano nei giri pericolosi. Assolutamente. Ecco, ma a proposito dell'accessibilità di Venezia, poi tutto concentrato in Piazza San Marco, ma è anche un dato di fatto, perché se uno poco conosce la città di Venezia, vuole anche visitare altri, spesso faccio tentativi di andare dalle isole, andare in altre parti, è costosissimo e non c'è un sistema integrato. Ipotizziamo un turista che parte da Treviso, deve prendere i biglietti, se non va col mezzo proprio e comunque dopo non sa dove posteggiare, deve prendere un biglietto per un treno, poi un biglietto per un pullman, poi un biglietto per un traghetto, poi un biglietto per un altro traghetto, alla fine spende 50-60 euro senza neanche accorgersene, posteggio compreso, per non parlare dell'autobus che non puoi prenderlo a Treviso ma devi prenderlo in loco, se trovi aperto e se non trovi aperto lo paghi il doppio dentro in vettura, allucinante, è apocalittico. Sì. E quindi ovviamente tu vai a Venezia perché è la cosa più facile che vuoi arrivare, rinunci ad andare al Lido, rinunci ad andare a Torcello, che pochissimi visitano, perché c'è la gabola del a tratta 7 euro a tratta, 7 euro a tratta persona, immaginiamo una famiglia di 4 persone, è devastante. Bambini o non bambini, fosse anche 2 persone che hanno 4 figli, 28 euro per fare 2 tratte. È una delle tante vergogne che abbiamo ereditato. E quindi il sistema integrato è il primo problema. E l'altra cosa assurda, paradossale, che si nota subito se uno si muove, nota questo, è, io ho fatto l'esempio di Torcello perché ho visitato recentemente ed è una chicca, però solo 2 cose. Ha la cattedrale, un museo antico e un'altra cosa. E sono 10-8 euro per visitare questi 2 sedi. Quindi vuol dire che tu l'accesso a Torcello, che se no non ha niente, perché non ha nulla, se non queste 2 cose qui che devi pagare per vedere, ti costa 20 euro, sì. 25 euro a persona per entrare. Sì. Allora a quel punto non la rendi accessibile, non ci va nessuno, se non quei 4 turisti in giorni particolari e muore lì. Cioè bisogna rendere tutto molto più
la vastità del territorio lagunare renderlo fruibile anche economicamente. Lo ha detto, è una delle poche cose che convengo che ho sentito dire da Renzi, che il PD ha fallito a Venezia, no? Perché stiamo parlando infatti si pensava che se non fosse di disservizi uno dietro l'altro, si stanno poi montando uno sopra l'altro, no? Per cui le cose stanno andando proprio fuori controllo. Pochi sanno che la società che fa, la CTV, che gestisce tutti i trasporti, si basa sui soldi dei turisti, perché se no noi saremmo in perdita. Certo. Ma è anche normale essere in perdita perché è molto costoso la linea di navigazione piuttosto che la linea di terra, costa molto di più la manutenzione e tutto ciò che sta dietro. Però è vero, si è esagerato e ci sono prezzi allucinanti. Esatto, il break-even famoso. Ecco, noi devo dire questo, lo dico anche ai cittadini che ci ascoltano, stiamo ragionando su soluzioni che però ci vedono parlare soprattutto con i lavoratori, con i piloti, con quelli che lanciano le cime dei vaporetti. Per capire quali sono le strategie perché anche lì, quello che diciamo poco fa all'inizio della trasmissione, sono loro che sanno. I costi più alti non sono di quelli che veramente stanno nei vaporetti. Se si fa un'indagine seria, i costi molto più alti sono ai livelli top e allora noi vogliamo fare una verifica di tutti i livelli top, ma per far questo ci faremo aiutare, già ci stiamo facendo aiutare per risolvere questi problemi, con i lavoratori, quelli che sono quelli che sul campo anche hanno delle soluzioni interessantissime. Perché la vivono ogni giorno. Perché la vivono ogni giorno e loro sanno. Andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo anche insieme, 2 parole anche all'Expo Acque, che adesso potrebbe essere un'ottima occasione, punto di domanda per Venezia, tra poco.